E buonasera, io inizio questo vlog di sera, è lunedì sera, oggi non lo faccio, cioè praticamente oggi sono andata alla visita degli occhi perché siccome che alla fine di aprile, il 28 aprile mi scade la patente e per il rinnovo avevo bisogno anche di farmi il controllo della vista, visto che per guidare porto gli occhiali. Allora di conseguenza sono andata a fare questo controllo e praticamente mi hanno cambiato le lenti e devo avere questi nuovi occhiali che dovrebbero arrivarmi lunedì prossimo, per cui in teoria non dovrei mostrarveli in questo vlog perché mi ha detto che ci vogliono circa sui 8 giorni, per cui non credo di riuscire a inserirli in questo vlog. Comunque se non li inserisco in questo vlog, li inserisco nel prossimo vlog. E adesso devo anche pensare a che cena preparare. Allora stavo quasi pensando visto che ho della carne lessa, che ho fatto il brodo avanzata, di tagliarla a pezzettini, aggiungerci cipolla, un cibo di radicchio tardivo e della panna e di fare così la mia cena, anche perché in aggiunta ci sono i fagioli che abbiamo avanzato ieri dalla sagra, che ieri era domenica, però voi la domenica l'avete già vista nel vlog precedente. Abbiamo avanzato questi fagioli all'uccelletto se non ricordo male, e per cui sto pensando di preparare la cena così. Adesso vediamo, apro il frigo e vediamo che ispirazione che mi viene. Allora, ho deciso di preparare così, ho tagliato il radicchio tardivo, la cipolla, questa è la carne lessa, accendo il fuoco, mischio il tutto, sale e pepe e anche olio penso, e poi alla fine ci aggiungo un po' di panna. Allora, questa mattina trucco super veloce, rossetto, mascara e base. Qui sugli occhi ho messo la base di Natasha Denona, perché come vi avevo fatto vedere cioè nel video precedente, adesso non so se abbiate visto quella parte di video, e vi avevo fatto notare che ci sono dei primer che su di me non funzionano. E uno di questi è proprio quello di Natasha Denona, che con gli ombretti proprio del marchio di Natasha Denona non mi tengono niente, per cui ho deciso di utilizzare questo primer mettendolo così al naturale e vedo che mi va anche bene, giusto per riuscire ad utilizzarlo. Comunque nel frattempo vi faccio passare anche una foto per farvi vedere la cena di ieri sera e la conclusione dei due piatti come è risultata. Comunque mangiato e a posto. Vi faccio vedere il discorso dei primer, vi mostro anche il rossetto. Forse per qualcuno di voi, come vi dicevo prima, sarà una ripetizione, però visto che YouTube mi segna quanti minuti che i miei video vengono guardati, non volevo che vi perdeste questa parte perché la trovo interessante. Io nella Metropolis avevo utilizzato questo primer della Metropolis, la palette di Natasha Denona. Questo è proprio il primer Natasha Denona e gli ombretti non mi tengono niente. Ora come ora ho preso anche la Love Palette, la nuova palette uscita sempre in edizione limitata di Natasha Denona, e ho utilizzato questi due primer e gli ombretti non si muovono, per cui la mia conclusione è che questi due primer, perché anche questo sui miei occhi non tengano gli ombretti, mentre questi sì, per cui uno è quello di Fenty Beauty e uno è quello di Urban Decay. E nella conclusione, questo riesco a utilizzarlo come vi ho fatto vedere sulla palpebra mobile, mettendolo così giusto per uniformarla quando non mi trucco gli occhi. Quel problema rimane questo, che questo è più chiaro, è quasi bianco e non so come riutilizzarlo. Diciamo che tra virgolette sono prodotti che ho preso con il Black Friday, per cui li ho trovati anche scontati. E questi sono i migliori. Poi vi mostro il rossetto che ho indosso, che è Cathedral
di Kat Von D. Questo qui sarebbe il rossetto che in questo momento indosso. Tornata dal giretto per carte, non sto neanche qui a spiegarvi cosa e come e perché, e nel frattempo però adesso mi sono già cambiata, però mi devo ancora struccare del semplice trucco che mi sono fatta questa mattina, anche perché in teoria ho l'email che dovrebbero portarmi un pacco. Se è vero, nelle prossime clip vi faccio vedere cosa ho preso. Il pacco che aspettavo è arrivato, è di Sephora, e allora vi faccio vedere quello che ho preso. Ho preso due cose, poi ci sono dei campioncini. Comunque ho preso il contouring con Cocoa Contouring di Too Faced. Visto che in questo periodo c'è il 20%, l'ho pagato scontato, per cui da 46 e qualcosa l'ho pagato 36 e qualcosa. Poi ve lo apro, intanto vi faccio vedere cosa ho preso. E poi, visto che ho fatto un ordine Sephora, ho deciso di prendere un rossetto in stick di Huda Beauty. Questa volta l'ho preso colorato, vediamo se mi piace o no. L'ho preso di questo fucsia pensando all'estate, speriamo che mi piaccia. Poi qui mi hanno dato dei come si dice, dei campioncini, un profumo, di Beffil, ci sono due creme, due campioncini di crema, una per pelli grasse e una per pelli secche. E poi c'è questo campioncino di questo marchio Mario Badescu. Ok, vi apro questi due prodotti e ve li faccio vedere. Allora, questa qui è la palette. Io ne ho sentito parlare bene di questa palette da contouring e ho deciso di prenderla, visto che adesso è così scontata. E anche qui vedete che il pack ha questo cuoricino. Comunque mi piace, a parte questi due colori che non so se li utilizzo, queste 4 cialde su di me penso che vadano più che bene, mentre questo è il stick del rossetto. Adesso mi sono fatta lo swatch mano della videocamera, e questo sarebbe lo swatch di questo fucsia. Adesso non so se lo inquadri bene o se si perda in altre inquadrature. Proviamo a chiudere questo. Sto tentando di, eccolo qui, forse adesso si vede meglio. Comunque ho provato a prenderlo, diciamo che subito non è che mi convincesse molto, perché vedendo degli swatch mi sembrava un fucsia troppo sul scuro rispetto a quello di Kat Von D. Però poi ho detto dai, proviamo a prendere, i rossetti sono buoni e spero che mi piaccia, per cui giusto da provare. Posso provarlo anche dopo che devo uscire, posso anche provarlo, perché anche se è un fucsia, non è un fucsia proprio di quelli, come dicevo, di quelli chiari che chiama estate. Comunque vediamo di provarlo. E questo è il mio bottino. Volevo farvi vedere il rossetto, l'ho provato, questo è l'effetto sotto il sole. Vi devo dire che come fucsia, guardandomi adesso sotto il sole, non mi dispiace. Lo pensavo, perché vedete adesso al buio ha questa colorazione, mentre al sole ha questa colorazione. Che ore sono? Ho perso l'orario, dovrebbe essere un'oretta comunque che ce l'ho su. Ho un po' chiacchierato perché sono andata sia a farmi una lampada che a pagare una bolletta, e vedete qui un po' è andato via, però diciamo che cioè, vedendomi così non è che mi dispiace molto. Ok, le devo un attimo rimettere qui nell'angolo, però considerando che è un rossetto in stick che non mi secca le labbra, sto più tranquilla di rossetti liquidi, diciamo che non mi dispiace. Lo pensavo peggio come fucsia, però devo dire che ha il suo perché anche questo fucsia. Queste sono delle altre spese che ho fatto grazie agli sconti da questo negozio Casa Insieme. Avevo un buono che spendendo 50 euro mi scalavano 10 euro, per cui spendevo 40. Allora, visto che la mia bilancia dopo quasi 20 anni più o meno è saltata, non mi funziona più, ne ho presa una di nuovo, per cui ho presa questa qui di questo marchio.
Qui c'ha le batterie, comunque è tutta da accendere, da vedere, perché qui ci sono anche le istruzioni e devo capirmi un attimo come utilizzarla. Poi ho preso queste due tovagliette americane, ne ho prese due, e questo profumo della Yankee Candle per auto. Sto preparando la cena di questa sera. Allora qui stanno bollendo in acqua salata delle patate perché volevo fare il purè. Di qua sto preparando il wuster con il radicchio tardivo, poi ci aggiungerò un po' di sale e già sentiamo il gusto com'è, perché questi sono sono saporiti, diciamo, per cui non so se mi serve sale o cosa. Comunque questo è il piatto che sto per preparare. Ed ecco la cena pronta, il purè fatto, e qui ci ho aggiunto un po' d'olio, non il sale, però un po' d'olio ce l'ho aggiunto. Il purè ci ho aggiunto burro e latte ed ecco pronto. Questa mattina lavaggio in lavatrice di queste magliette bianche che si mette Davide, sono quelle che si mette sotto le camicie. Allora le butto qui dentro, chiudiamo lo sportello. Allora qui mi sono preparata questa quantità di Calgon, ci aggiungo il detersivo in polvere e butto nella vaschetta. Poi di qua mi preparo con l'ammorbidente, questo qui è quello di Tesori d'Oriente, la Maman, la profumazione che preferisco, e lo butto a livello segnato della lavatrice. Qui la devo anche pulire perché inizia ad essere un po' sporchina. Chiudiamo qui, mettiamo in funzione il lavaggio, facciamo cotone, queste magliettine le mettiamo a 20, perché ci sono anche delle magliette più grosse, ma ci sono anche quelle magliettine di Tezenis di cotone più fino, che mi sembra che sia scritto massimo 30-40 gradi, per cui io sto un po' più giù dei gradi e lo metto a 20 e facciamo partire. Poi qui si fa i suoi conti in base al peso di quanto tempo ci vuole. E di qua poi è pronta un'altra lavatrice da fare per prodotti capi da lavoro. Lì c'ho capi da lavoro e anche da festa da piegare, che sono asciutti, e però io i detersivi liquidi li uso per questi capi da festa, utilizzo i detersivi liquidi. Se no di solito anche per i miei jeans, per le mie magliette, utilizzo allora il detersivo liquido con programma di 30 minuti. Volevo mostrarvi sto utilizzando il contouring di Too Faced, la colorazione più chiara sia dell'illuminante che della terra. Allora da questo lato l'ho usata sia la terra più chiara che l'illuminante, quello più chiaro. Di qua mi devo ancora mettere qualcosa, per cui volevo farvi vedere che su una pelle come la mia, che non pretende un contour, a parte che ci sono due colorazioni più forti e sicuramente si noteranno di più se le uso, però volendo giusto un contouring tranquillo, mi sembra che questa colorazione chiara su di me vada più che bene. Vi faccio vedere qual è. Questa è la palette, ho utilizzato questa terra e questo illuminante, sono super. Poi qui come vedete ci sono le due colorazioni più scure che sinceramente le devo ancora provare, perché per il momento volevo un po' rendermi conto come utilizzare queste, però secondo me vanno molto bene, anche non sono delle terre come la terra, non è di quelle terre che devi stare attento al pennello quanto ne prendi perché fai macchia, perché se ne prende troppa, per cui è una terra tranquilla che si può pucciare tranquillamente nella cialda, e come avete visto il risultato che ne esce su di me. Anche l'illuminante ho pucciato 2 volte e come vedete si nota e non si nota, mi devo ancora mettere il blush, però diciamo che come idea di contour che mi piace. E a proposito di blush,
quasi quasi vorrei provare a mettere questo qui perché ha quel colore arancione che forse potrebbe andare bene come blush. Altrimenti come blush io adoro questi qui di Too Faced, di Too Faced, scusate, di Benefit. Io specialmente i Dandelion è la colorazione che più amo utilizzare, infatti adesso c'è sopra la cartina, è quella che ha più buco, è più scavata qui in centro. Ed eccomi qui, non vi ho fatto vedere che sulle labbra, come vedete come trucco sono rimasta molto leggera. Questo è il contouring completo con un po' di blush, e come rossetto ho utilizzato questo qui di Kat Von D che è Cathedral, che è un colore tranquillo che porto volentieri. Sono riuscita a caricare un video e a caricare delle foto sul blog, perché sia prima di mezzogiorno che dopo, che verso l'1:30, non riuscivo a caricare neanche le foto. Cioè, se volevo guardare video mi funzionava il computer, se volevo scrivere sul blog mi funzionava il computer, volevo caricare delle foto, non mi funzionava, per cui né caricare foto né caricare video. Per cui sono uscita, sono andata al mio solito posto che vado lì a Vedelago e sono riuscita a fare quello che non riuscivo a fare nell'altro posto. E adesso, visto che sono di strada, mi sono un po' spostata, però visto che sono in orario, volevo andare a prendere un po' di frittelle. Vediamo quali che trovo. La mia idea principale è prendere quelle semplici, qui si chiamano frittelle vuote, però dentro hanno l'uvetta, e sono quelle che ultimamente prediligo prendere rispetto a quelle alla crema o allo zabaione o che non so cosa. E comunque adesso vediamo in pasticceria quali trovo. Volevo prenderne una decina giusto per questa sera e per fare un po' di colazione domani mattina, sempre se ne rimangono. Questi, allora, sono andata in questa pasticceria che si chiama BD. Allora, ho preso 4 baci, tipo baci perugina, non so se siano buoni, non li ho mai assaggiati. Questi invece li ho già assaggiate, sono le frittelle vuote, quelle con l'uvetta, una alla crema e una alla zabaione. E di qua, visto che non aveva un prezzo eccessivo, mi sembra 12 euro, ho preso questo dolcetto che si chiama Dolce Vita, e praticamente è pan di Spagna, crema chantilly e frutta. E adesso ho pensato, perché guardate rispetto alla mia mano, per cui potete rendervi conto che non è molto grande, lo taglio a metà lo tengo giusto da assaggio di mangiarlo, l'altra metà lo congelo e lo mangio in un'altra occasione. Ho tagliato il dolce a metà e questo è quello che c'è al suo interno. Vedete qui sotto si vede della frutta, non moltissima, vediamo sull'assaggio poi com'è. Visto che sono riuscita qui nell'angolino dei miei profumi, a parte questo, che anche questo è vecchiotto e sono 2 giorni che me lo metto, però mi ha già stancato, per cui adesso non so se riesco a utilizzarlo di più o cosa. Queste due sono 2 novità, diciamo. Uno è quello di Gucci, Memoir, e l'altro è non mi ricordo più il nome, questo qui di Lancôme, però Ideal mi sembra. L'unica pecca di questo Ideal è che o che lo metto così, oppure che lo devo mettere dietro altri profumi perché me lo tengano in piedi. Comunque, avendo liberato un po' di spazio, ho qui 3 profumi che posso tranquillamente aprire. Questo e questo è la seconda volta che li riprendo. Uno è il Blue Marie Dangerous, che non so se si trovi più perché io l'ho trovato su una super offerta da Pinalli e sinceramente su altri siti non l'ho visto. Questo qui è la Camellia d'inverno di Bottega Verde, che è il secondo che prendo. Queste qui invece è Emozioni floreali, sempre di Bottega Verde, ma è una novità come profumo, cioè per me è una novità perché l'ho preso da novità ancora un paio di mesi fa e adesso posso aprirlo. Poi qui ho tirato fuori questo correttore
di Make Up Forever Ultra HD. L'altro giorno, girando sull'app di Sephora, mi sembra che questo tipo di correttore non esista neanche più, per cui ci devo dare un'occhiata se lo ritrovo, altrimenti lo getto via. Ed ecco l'angolino profumino messo a nuovo, tra virgolette. Allora, dietro ho messo questo qui. Questo è il floreale, le emozioni floreali di Bottega Verde, che è tutto uno specchio. L'Idol di Lancôme l'ho messo così, che mi viene più facile tirarlo fuori ed usarlo. Il Danger Rose e il Gucci. E di qua c'è la marea di scatole che adesso devo gettare. Appena tornata da un giro in super velocità, nel senso che io sono partita non sapendo se mi portano un pacco oggi o domani, perché mi era risultato ieri sera che l'avevano spedito. Allora io ho fatto il mio giro, ma controllavo sempre il telefono se mi segnavano come lo portavano oppure no. In teoria dovrebbero portarmelo perché è un pacco preso da Pinalli, però di prodotti Kiehl's. Ho ripreso il contorno occhi e la crema che mi metto perché la sto letteralmente finendo. Quella che ho io forse mi basterà 8 giorni, poi ve la faccio vedere. Nel frattempo però vi faccio vedere la spesuccia che ho fatto. Al mercato agricolo ho preso questo formaggio che si chiama latteria, ma è tipo una cacciotta sul stagionato, leggermente più saporita della cacciotta, perché delle volte da loro prendo anche la cacciotta che è più piccola come forma, però è leggermente più morbida e leggermente meno saporita di questo. Allora questa volta ho preso questo. Poi ho preso delle cipolle rosse e il radicchio tardivo. Visto che c'era anche il banchetto che vendeva carne di coniglio, allora ho deciso di prendere qualcosa. Ho preso questi sfilaccini con il radicchio e questa verza che dentro hanno il macinato di coniglio, mentre poi in pescheria di cotto aveva le siepi in umido che le ho prese, poi aveva fatto le sardine saon, il sugo allo scoglio, aveva 2 oratine cotte alla piastra e 2 capesante aveva, perché sono andata lì alle 9, 9:05, 9:10, appena aperto, giusto per il discorso che vi ho fatto prima. E comunque ho trovato questo. Poi mi ha detto che sta nel frattempo cucinando il pasticcio, che entro 2 ore era pronto, che se mi interessa o nel pomeriggio domani riesco a trovarlo. E gli ho detto se ce la faccio passo, se no no. Queste sono le creme che vi dicevo che ho riacquistato della Kiehl's. Allora, beh, il contorno occhi, questo qui dov'è la parte, no, eccola qui, questo qui, il contorno occhi, questo qui, come vedete lo sto quasi finendo. Questo lo utilizzo sia cioè al mattino, quando mi trucco, questi come base trucco, questi sono i 2 prodotti che uso sempre prima del fondotinta, perché questi 2 prodotti sono gli unici che mi danno sollievo alla mia crema. Con questa posso mettermi qualsiasi fondotinta sopra che non mi irrita la pelle, anche se ne metto uno un giorno un giorno un altro tipo. Questa non mi irrita la pelle, mentre mi è successo con altre creme, sempre utilizzando gli stessi fondotinta, che mi irritavano la pelle, mentre questa riesce a mantenermela calma. Allora, e questo è il contorno occhi, quello più idratante che per il momento sono riuscita a recuperare. Anche se vi devo dire che da Sephora ho visto dei marchi nuovi di contorni occhi idratanti e quasi quasi avrei l'idea di provarli. Però mi scoccia perché se poi non funzionano li ho presi per niente, perché avendo la combo della stessa marca mi piace di più l'idea. Comunque questo è il contorno occhi all'avocado e questa qui che vi ho fatto un papirotto di come la uso è questa crema qui, è una crema anti-età super multi corrective cream. Io prendo quella senza protezione solare perché di questa ce ne sono 2 versioni, questa e quella senza protezione solare.
Quella con protezione solare l'ho provata una volta e sinceramente a me non piace, mi ritornava ad irritare la pelle, mentre questa perfetta, mi tiene la pelle calma e posso utilizzarla tranquillamente. Tenete conto che con il vaso che mi sta arrivando sarebbe il terzo vaso che utilizzo di questa, mentre un vaso l'ho utilizzata di quella con la protezione, e in totale di questa multicorrective qua, super multicorrective crema, sarebbe il quarto vasetto che utilizzo, e lo stesso è più o meno del contorno occhi. Ed ecco il pacco Pinalli è arrivato. Dentro il pacco ho trovato di nuovo la possibilità che, facendo una recensione sul sito, naturalmente bisogna avere un account aperto sul sito Pinalli, ti mandano un buono sconto di 10 euro su una spesa di 60 euro. Questo è il pacco super impacchettato. Qui ci sono dei campioncini che sinceramente devo ancora guardare cosa c'è dentro, e eccole qui le due creme che aspettavo. Queste sono nuove e adesso posso finire tranquillamente quelle vecchie, che ho quelle nuove. Appena tornata da un giretto, principalmente sono uscita perché mi serviva il pepe e il sale, quelli in grani, poi ve lo faccio vedere. Però visto che sono partiti in anticipo e hanno aperto alle 3:30, sono passata da The Zenith e per fortuna che sono uscita in anticipo, così vi faccio vedere cosa da The Zenith ho trovato. Da The Zenith ho trovato queste mutandine per 5 paia, 15 euro se non ricordo male, e le ho prese tutte colorate, ma quello che mi piace è che sono a vita alta. Io adesso di Tezzeni so quelle che sono da questo punto la vita, ma mangiando troppo sono un po' deformanti rispetto a quello che è la mia fisicità. Mentre con queste a vita alta credo proprio di trovarmi bene. Ne ho presi intanto 5 paia, poi vedo se realmente mi trovo bene. E se realmente mi trovo bene ne prendo altri 5, così con 10 paia sono abbastanza coperta di queste mutande. Per quanto riguarda il cibo invece ho preso questi crostoli. Questa la sfoglia di Umbria, è tipo la piadina, però io la trovo che ha un gusto più croccante rispetto alla classica piadina. Poi qui dentro, allora qui da questo qui adesso non mi ricordo se la pancetta stufata. Qui ho preso 2 fette di pancetta tipo pancetta affumicata, però è più alta, e ne ho prese 2 fettine. Poi di qua ho preso 2 etti di bresaola che voglio metterla qui dentro con il formaggio che vi avevo fatto vedere questa mattina. Cioè, per me era mattina, per voi è la clip precedente più o meno. Poi ho preso questo burro di Fobello che è da un pezzo, non l'ho mai preso con questo disegno della mucca così. Qui dentro c'è scritto che è anche approvato dal sigillo di garanzia di Gambero Rosso. Volevo capire da dove proviene, però proprio da Fobello, vicino, chiedetemi che provincia sia. Beh, la Bresaola ve l'ho detto, e questo è il motivo per cui sono andata in questo negozietto, che è l'unico negozietto che tiene di questa marca Caber, tiene sia il sale rosa che questo mix di pepi, e qui sotto c'è il proprio macinino. Vi faccio vedere cosa ho rispolverato oggi. La vecchia palette, beh, qui è ancora scritto Kat Von D, però su Kat Von D, KVD Vegan Beauty, la potete ancora trovare su Sephora, ed è la palette questa qui per occhi, però quella tutta glitterosa. L'ho utilizzata pochissimo. Io oggi ho utilizzato questo e questo, e vi faccio vedere quello che ho creato. Ho un attimo spento la luce dello specchio perché mi sembra di sparire, cioè li pensavo più pigmentati come ombretti, non me li ricordavo così.
me li immaginavo più pigmentati. Poi un'altra cosa che ho notato, visto che sono tutti glitterosi, ho fatto tutto l'occhio con i glitter, un po' mi pizzica l'occhio, non so se sia per questi brillantini che, perché come qui di solito utilizzo gli ombretti, quelli opachi. Il brillantinoso sì, ma di solito lo metto solo che da questo lato, e mi dà questa impressione, per cui non so se sia un fattore psicologico o se veramente un po', perché io sento un po' pizzicare, come se questi brillantini, non so, siano scesi un attimo, entrati leggermente negli occhi. Comunque questo è il risultato che ho fatto. Beh, come mascara ho utilizzato il Pat McGrath, mentre sulle labbra ho messo questo rossettino mini di La Masca che ho trovato nella Beauty Box qui di febbraio. E questo è il risultato di oggi. Adesso mi cambio, metto gli orecchini e vado a fare il giretto. Sicuramente devo andare a prendere il pane. Poi adesso ho qui le mutande che vi avevo fatto vedere l'altro giorno sulle clip precedenti, che ho preso da Tezzeni. Volevo un attimo provarmele e se mi vanno bene prenderne degli altri, così faccio un po' di decluttering mutande vecchie, per capirci. Ed eccomi appena uscita da Tezenis, solo che questa volta le precedenti le ho prese a Montebelluna, queste le ho prese al centro commerciale I Giardini del Sole, ma sempre di Tezenis si parla, e ne ho prese degli altri, così posso mettere a posto questo discorso di fare un po' di decluttering di mutande. Per quanto riguarda l'ombretto sugli occhi, le ho ottenuto perché se dovevo togliere tutto e ricominciare da capo facevo un macello, però vi devo dire che ho un sentore come di sentire l'occhio anacquato, cioè non mi dà una brutta sensazione rispetto ad altri ombretti che utilizzo, per cui sto veramente meditando di gettare via questa palette, perché come top coat da mettere sopra altri ombretti so che ho preso negli anni, ho preso anche top coat di Kiko, per dirvi, però poi alla fine non li ho mai usati, perché è un mio principio, un mio modo di truccarmi: tiro fuori una palette e trovo tutto quello che mi serve. Nel limite, l'unica cosa che nel limite mi sono trovata che mancava era la colorazione qui sopra. Ecco una cosa che potrebbe andarmi bene, la colorazione qui sopra, che in teoria non è vicino all'occhio, sì, ma lo tengo una palette per utilizzarla solo qui sopra, perché vi devo dire che sinceramente mi dà fastidio agli occhi. Non credo che sia perché c'è la giornata di sole, l'aria è un po' frizzantina, perché questo pizzicore, questo fastidio sinceramente non l'ho mai avuto, per cui mi viene il dubbio che questa palette, però adesso che ci penso, forse era questo il motivo per cui l'ho accantonata, perché mi pizzicavano gli occhi e mi dava fastidio agli occhi. Comunque devo tenere questo trucco quasi altre 2 ore, speriamo bene quando sono passate le 2 ore, perché adesso come dovrei andare a Montebelluna in ogni caso, perché devo andare a prendere il pane, ma il pane aprono alle 5, adesso sono le 3:20, potrei nel frattempo andare a prendere delle frittelle, però visto che qua a Castelfranco le ho già prese l'altro giorno, per non andare nella stessa pasticceria è meglio che vada a quella di Montebelluna, tanto per cambiare gusto anche di frittelle. Allora partiamo con il farvi vedere il pane cotto a legna. Poi ho preso i biscotti Zaetti, 2 di questi biscotti che non hanno nome, non so come si chiamano. Poi in pasticceria vi avevo detto che volevo andare a vedere delle frittelle, perché questi durano 1 mese tranquillamente. Poi ho preso le frittelle, quelle vuote, nel senso che hanno solo l'uvetta, però queste con lo zucchero hanno solo che l'uvetta. Questo con lo zucchero a velo hanno sia l'uvetta che i pinoli, e ne ho prese 10 e 10, poi qui vedete tutto il pacco. Nel mio giro di prendere le mutande di Tezenis ho preso anche un pigiamino, questo qui con le bocche così disegnato, e basta. Ora mi sono presa il pigiama perché specialmente con il
con l'autoabbronzante, nel lungo utilizzarlo mi resta macchiato e non riesco a smacchiarlo lavandolo, per cui, per dirvi, c'ho un pigiama che ormai ha quasi 3 anni, che qui davanti all'interno è rimasto sporco da autoabbronzante e non mi va via, per cui, visto che ero lì, ho deciso, beh dai, prendo anche il pigiama. Per quanto riguarda il make up di questa parte, adesso non vedo l'ora di struccarmi. Comunque la prima parte di questi glitter ancora, ma qui dietro vi dico, ho la sensazione che di prurito mi viene da fare così, ma non l'ho fatto perché altrimenti faccio macello. Per cui questa palla, come che l'ho tirata fuori dalla Make Up Collection di qualche anno fa, non so se rimetterla lì oppure metterla sui prodotti da gettare, perché veramente qui, la parte qui veramente mi dà fastidio. Se dovessi tenerla più ore me ne pentirei di avermi truccato con questa palette, perché già così che l'ho tenuta sulle 3 ore mi è più che sufficiente. Questi qui sono i 3 cassetti che contengono palette, non sono pieni. Comunque ho fatto un po' di ordine, nel senso che ho diviso le palette in vendita che ancora sui siti riesco a trovare. Sì, perché vi devo dire che sono rimasta un po' scioccata. Mi sono accorta che ho qui delle palette di Anastasia Beverly Hills che non sono più in vendita su Sephora, mentre sul sito Anastasia Beverly Hills UK, che sarebbe quello inglese, ho trovato ancora questi prodotti disponibili. E vi dico anche che io ho già fatto per una volta un ordine su questo sito ed è velocissimo, nel giro di 3-4 giorni vi arriva il prodotto e vi arriva anche confezionato bene, per cui nel limite, se non si trovano i prodotti di Anastasia Beverly Hills su Sephora, si può andare su questo sito inglese. Comunque questo è un cassetto che ho fatto un po' d'ordine. Questo, aiuto, sì, si vede l'immagine, pensavo che fosse sparita. Qui ho fatto un po' d'ordine anche qui dentro, infatti vedete è mezzo vuoto. Questo sarebbe il cassetto che adesso non so se si legge. Mi sono appesa questo bigliettino con scritto non in vendita, giusto per sapere che questi prodotti li ho presi anni fa, ma non sono più in vendita e allo stesso tempo mi dispiace gettarli via, perché come le Obsession qui di Huda Beauty ho visto che sul sito di Sephora non ci sono più. Beh, questa di Too Faced sapevo che era un'edizione limitata, anche questa palette di Fenty Beauty, la prima, non è più disponibile. Poi c'è questi qui sono vecchi, la Spectrum di Urban, l'ho tenuta perché è piena di colori e mi dispiace gettarla via. Comunque qui dentro c'è un miscuglio. Poi ci sono qui delle edizioni limitate di Too Faced che mi dispiace gettarle via. Qui sotto non so se ve la ricordate, è quella palette di Kat Von D che aveva fatto un Natale o 2 Natali fa, forse due penso. Non mi dispiace gettarla perché le colorazioni per il momento mi piacciono e ho deciso ancora di tenere queste palette. Vediamo se con il tempo decido di gettarle per il semplice fatto che o che non scrivono più o anche perché sono impossibilitata di fare un qualsiasi video con queste palette perché non la trovereste da nessuna parte. E a proposito di ieri che avevo fatto quel trucco con quella palette di Kat Von D vecchio, diciamo, io ho guardato anche sul sito adesso di KVD Vegan Beauty, non l'ho più trovata, ha una scadenza di 9 mesi. Io adesso l'ho messa nel sacchetto dei prodotti che di solito vi faccio il video con i prodotti finiti, l'ho messa lì, eventualmente vi faccio 2 parole di questa palette e ciao ciao! E come che mi sono struccata, mi sono liberata di tutto quel sentore di senso di lacrimazione dell'occhio, pizzicore, mi sono liberata di tutto, ho detto basta, mai più la metto. Vi faccio vedere il trucco di stamattina. Questa è una palette di Pat McGrath, sarebbe la Mothership 6, comunque chiamata anche Midnight Sun,
e queste sono le colorazioni. Vi devo dire che come primo trucco l'ho trovata un po' più deludente della Seduction Bronzer. Non mi ricordo più il numero, però è quella che ha qui la colorazione rossa. E quella vi devo dire che come prima impressione mi aveva convinto di più. Comunque vi dico il perché. Questi qui sono i colori, quelli brillantinosi, che hanno una luce molto luminosa rispetto ad altri ombretti, però qui c'è un viola, un arancio, un giallo e un bianco. Allora il bianco me l'aspettavo che non avesse una base colore, però rispetto a quell'altra che ha il colore sul rosso, come vedete qui anche delle swatch, adesso non so se la telecamera mi inquadra, non hanno la base colore come avevano quella con la cialda rossa. Questi li trovo più brillantinosi, più tenui come base colore. E comunque vi faccio vedere quello che ho utilizzato questa mattina. Ho utilizzato questo e questo sulla palpebra mobile, poi sopra ci ho spiaccicato questo l'ho usato sulla piega, e questo bianco, visto che non c'è un colore panna, perché anche questo qui è un beggiolino, ma beggiolino, adesso non so se, perché mi sembra che la videocamera lo faccia vedere più chiaro di quello che è. Comunque questo è un beige che su di me si nota, allora ho deciso di provare a mettere questi brillantini. Comunque quando ho finito di mostrarvi i prodotti vi faccio vedere il risultato. Come mascara ho utilizzato il Monsi Big, e come rossetto questo qui di Huda Beauty, che è Joy Ride. Adesso non lo inquadrerà mai, io tento di, comunque è scritto Joy Ride qui sopra. Questo è il risultato che ho ottenuto. Allora, con quel verde mi sembrava un po' troppo scuro e ci ho messo sopra i brillantini gialli. Sì, mi piace, però non mi convince come l'altra, come vi ho spiegato, per il discorso che io con l'altra, anche il rosso, riesco a metterlo tranquillamente qui davanti da solo, proprio come fosse un ombretto singolo. Mentre con questi, la parte luminosa, sono costretta ad utilizzare una base sotto e metterli sopra, perché non hanno quell'effetto di base colore che hanno l'altra. E anche questi qui swatch che vi ho fatto vedere li ho fatti con il dito, per cui più possibilità di riuscire a fare vedere il colore, che di solito uso il dito proprio per aggiungere la maggior espressione di colore. Come vedete non c'è. Comunque la sto provando, è il primo trucco che mi faccio, però devo dire che come primo trucco quelli luminosi me li aspettavo più di base colore da poter utilizzarli da soli. Comunque questo è il mascara e questo è il risultato del rossetto. Allora, questa mattina mi sto preparando perché direzione Pozzoleone, un paesino, non so, io lo chiamo paesino, non so quanto grande sia o cosa, che è in provincia di Vicenza, e fanno una fiera. Io ho trovato scritto che la chiamano fiera di San Valentino, però c'è anche scritto che ci sono macchine agricole, che ci sono le bancherelle, street food e un stand gastronomico. Poi in teoria si dovrebbe parcheggiare fuori dal paese, poi ci sono le navette che portano in paese, da quello che ho letto. Poi vediamo quando arriviamo com'è la situazione. Comunque, a parte il cibo, che riesco a farvi la foto perché ce l'ho davanti, il resto di farvi vedere un po' questa fiera dipende in quante persone siamo, perché ho letto che l'anno scorso avevano avuto 40.000 visite, qualcosa del genere, per cui se c'è troppa gente mi scoccia farvi il video che vedete solo la gente, per cui se riesco a farvi vedere cosa c'è in questa fiera, qualcosa ve lo riprendo. Adesso è tutto da vedere quando ci arrivo. Ok, adesso mi lavo la mano perché ho le mani un po' sozzette di questi ombretti e finisco di prepararmi.
ecco il bottino di questa manifestazione. Allora, ho portato a casa il riso, salame, formaggio e una bottiglia d'olio. Ed eccomi qui per chiudere questo vlog. Vi ho fatto vedere un po' di cosa trattava questa fiera. Non vi ho fatto vedere le bancarelle da mercato, perché c'erano anche quelle, ce n'erano parecchie. Poi c'erano parecchie anche bancarelle che facevano i panini, quei classici panini onti, qui si chiamano, con salsiccia, porchetta, soppressata, anche ho visto, poi ci mettono cipolla, peperoni, di questi ce n'erano parecchi. C'era un banchetto che faceva anche i folpi. E poi, beh, comunque quello che vi ho fatto vedere che io ho mangiato era su un stand che facevano gli arrosticini, gli avanotti fritti e la tosella cotta alla piastra, che sarebbe tipo un formaggio da cuocere, e le patatine fritte. Questo era un stand. Poi c'era un altro stand che facevano più cose da sagra, perché c'erano i primi bigoli, gnocchi e pasticcio. Poi c'erano i secondi che adesso non mi ricordo la trippa, anche se non la mangio, è l'unica cosa che mi è rimasta in mente. Poi non mi ricordo che altro facessero di cibo e basta. Poi c'erano quelle solite bancarelle dal mercato, ho fatto un po' di giro avanti e indietro e poi ho fatto vedere quello che sono riuscita ad acquistare, perché su queste bancarelle da mercato c'era chi vendeva anche formaggio, chi vendeva il riso, come vi ho fatto vedere che l'ho preso. E ok, io adesso per questo vlog vi saluto e ci vediamo al prossimo video, ciao!